Allora, Ministro? Beh, oggi abbiamo visto una realtà che deve tornare a fare delle proposte per i giovani che consentano ai giovani di restare su questo territorio. Il percorso che ha fatto l'amministrazione uscente va esattamente in questa direzione e il programma che Daniele, candidato sindaco, sta portando avanti va esattamente in questa direzione. Quindi noi daremo il massimo supporto da Roma, certamente i problemi ci sono, possono essere affrontati, possono essere date le risposte alla città di Chioggia. Alcune cose già sono state fatte, penso a come abbiamo sventato la realizzazione di l'impianto GPL che poteva essere un elemento di grande difficoltà e complessità per questo territorio. Abbiamo fatto una bellissima visita al mercato ittico oggi, dove abbiamo visto anche le potenzialità di quel mercato se inserito in un contesto dal punto di vista logistico più consono all'attività che svolge, quindi il progetto di spostamento del mercato ittico è un progetto che va supportato anche con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo visto l'importanza della marineria di Chioggia, la prima marineria in Italia, 40 milioni di fatturato, 800 operatori, 350 imbarcazioni, un settore che deve essere rafforzato, che non può pagare politiche scellerate dell'Unione Europea che calate su questo territorio non funzionano. Ci sono appunto certamente complessità, ma c'è anche tanta capacità di risolvere i problemi quotidiani delle persone, quindi siamo qui a supporto di questo nuovo progetto per Chioggia. Da parte mia sono contenta di essere venuta qui a supportare il nostro candidato sindaco, anche perché fa parte dell'amministrazione uscente. Una delle cose che è emersa oggi proprio da parte dei ragazzi che hanno partecipato a questo piccolo dibattito è la voglia di partecipare, di mettersi in discussione, di proporre delle progettualità per riuscire a migliorare gli spazi di Chioggia che in particolare siano destinati a loro. Noi crediamo anche a livello nazionale, stiamo lavorando tanto su questo, il fatto che i ragazzi vengano coinvolti molto di più nei processi decisionali, perché chiaramente da parte nostra c'è tutta la volontà di creare delle progettualità, penso agli spazi destinati a loro in termini di aggregazione sociale, penso ai bandi proprio che destiniamo a loro per lo sviluppo delle competenze, delle capacità e che li indirizzino verso il mondo del lavoro. Ma penso anche che questa sia una fase storica nella quale il coinvolgimento serva tanto nei tavoli decisionali anche a livello locale, per cui siamo contenti che i ragazzi che hanno partecipato qui oggi abbiano rilevato che anche la precedente amministrazione, quindi quella in corso, li abbia già inclusi e che a maggior ragione sarebbero pronti a sostenerli nel caso di ulteriore coinvolgimento. E da parte nostra non possiamo che dire grazie perché partecipate, perché le vostre idee comunque sono fresche, innovative, sono importanti e servono per riuscire a costruire poi la città di domani, oltre che l'Italia di domani. Grazie di essere venuti a Chioggia a trovare la nostra località. Grazie.